Ciao, oggi preparo un secondo piatto a base di pesce, tonno e patate in umido. Vediamo gli ingredienti necessari. Gli ingredienti che ci servono sono 50 g di olio extravergine d'oliva, 100 g di peperoni verdi a pezzi, 150 g di cipolle tagliate a metà, 100 g di passata di pomodoro, 2 spicchi d'aglio, un cucchiaio di paprika dolce, 800 g di patate pelate, 400 g d'acqua, sale a piacere, 300 g di tonno fresco a cubetti e 6 rametti di prezzemolo. Inseriamo all'interno del boccale 50 g di olio, 100 g di peperoni verdi, 150 g di cipolle, 2 spicchi d'aglio, 100 g di passata di pomodoro. Adesso mettiamo sale a piacere, 400 g di acqua e facciamo cuocere 20 minuti, temperatura varoma, tasto inversione, velocità mestolo. Adesso controlliamo che le patate siano cotte al punto giusto. Sembra di sì, perché lo stuzzichino entra perfettamente nella patata. Le patate sono cotte, se necessario prolungate la cottura per altri 5 minuti. Adesso uniamo il tonno fresco a cubetti richiudiamo il boccale e cuociamo 3 minuti, 100 gradi, tasto inversione, velocità mestolo. Adesso salate a piacere, aggiungete le foglioline di prezzemolo, richiudete e fate riposare 5 minuti prima di servire. Il secondo piatto di tonno e patate in umido è pronto. Grazie per aver guardato questa videoricetta e ci vediamo alla prossima!